Vincenzo Siciliano, allenatore del San Donà. Allora, mister, si sapeva che era durissimo, si conosceva la forza dell'avversario, soprattutto in attacco, il passivo però è troppo pesante rispetto a quanto fatto il San Donà. Non lo so se è troppo pesante o no. Abbiamo sbagliato noi dopo l'1-0, 1-1, abbiamo pareggiato, abbiamo stato in partita, abbiamo commesso 2 ingenuità e contro questi giocatori qua che sono di un'altra categoria, le paghi. Questo è successo. Poco da dire oggi, siamo rimasti in partita fino all'1-1, 2-1, poi un po' perso, siamo un po' sbilanciati. Abbiamo preso un contropiede e una ripartenza su un errore in uscita che ci può stare, per partite come queste si pagano, c'è poco da aggiungere su queste cose. Come hai visto la tua squadra? Abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi abbiamo sistemati, contro di loro è difficilissimo non soffrire. Rispetto alla Caronese secondo me ha un po' meno qualità ma tanta più gamba e oggi si è vista, una gamba importante sugli esterni e davanti e una grande attaccante, abbiamo sofferto un po' queste cose qua, ma si sapeva già all'inizio. Quanto hanno pesato le assenze? Molte parecchie assenze quest'anno, abbiamo perso giocatori importantissimi, ma si poteva far meglio con quelli in campo. Io chiedo come si prepara la partita di ritorno dopo un passivo così pesante. Si prepara che se fai 1-0 dopo 5-10 minuti, anche dopo un tempo, la partita cambia, quindi noi siamo pronti e prepariamo per vincerla sicuramente, faremo del nostro meglio come sempre. La prossima settimana recuperiamo anche il nostro bomber che è De Stefano. Sì, speriamo, sì. Stefani quasi sicuramente, non so Pasiana, se vediamo in settimana, abbiamo perso Scantamburlo, quindi siamo sempre un po' in emergenza, ma non c'è nessun problema, andiamo là per giocarla e poi la vincere. Senti, ci si vuole provare lo stesso fino in fondo? Senza ombra di dubbio ci proviamo a vincerla, non so come, non so perché, ma ci proviamo fino alla fine. Anche nel secondo tempo il San Donà stava un po' ribaltando, insomma, al 20esimo, 30esimo, insomma. Poi loro ci hanno fatto questi 2 contropiedi, là dove abbiamo sbagliato. Contropiedi, abbiamo perso palla in uscita, più contropiedi. L'ultimo ci abbiamo sbagliato noi, la terza la palla sbassa in uscita per ingenuità e ci può stare, ma primo tempo molto meglio loro, secondo tempo era un po' più equilibrato, abbiamo rischiato anche meno, abbiamo preso 3 gol, quindi c'è poco da aggiungere, bravi loro e complimenti a loro per la partita che hanno fatto. Siamo qui con mister Ghidelli al termine della sfida tra San Donà e Leon, valida per il turno finale dei playoff di eccellenza nazionale, e le chiedo che partita è stata, mister? È stata una partita che mi dà enormi soddisfazioni, perché al di là ovviamente del risultato, secondo me abbiamo fatto una partita straordinaria. Sapevamo che insomma, siamo venuti qua per farla la partita, per cercare di portarci avanti il risultato. I ragazzi secondo me hanno fatto un primo tempo eccezionale, abbiamo preparato la partita di settimana, hanno fatto tutte le cose che gli avevo chiesto, ci hanno messo anche il cuore, che è fondamentale poi in questi momenti, perché comunque si affrontano squadre forti, quindi tutte e due vogliono vincere e abbiamo fatto una grandissima partita e complimenti veramente a ognuno di loro, a tutti quanti i miei ragazzi, perché sono straordinari. Quanto è fatto in vista del ritorno? No, ovviamente è un grande vantaggio, ma abbiamo ancora 6 giorni di lavoro, perché poi oggi, domani riposiamo, abbiamo 6 giorni di lavoro, è giusto festeggiare perché è giusto gratificarsi quando si fanno prestazioni del genere, però poi da martedì dobbiamo completare il lavoro, abbiamo, ti ripeto, 5-6 giorni dove bisogna fare le cose fatte bene e cercare di vincere anche la prossima partita in casa. E io le chiedo se a metà febbraio, quando è iniziato questa avventura, lei si aspettava un cammino del genere? No, perché il cammino è stato straordinario, quindi sarebbe stupido dire che uno se l'aspettasse, piuttosto che... No, non potevo aspettarmelo così, credevo tantissimo in questo gruppo di ragazzi perché c'erano le qualità, c'era tutto, credevo che si potesse fare bene, non così bene, perché poi se pensi abbiamo fatto 14 vittorie, 14-15 vittorie in 17 partite, insomma è qualcosa secondo me neanche di pronosticabile, quindi niente, sono tanto contento. E l'ultima, cosa pensate nei 15 secondi di onnipotenza calcistica di Aldegani sul 4-1? Guarda, Alde penso sia il simbolo di questo gruppo, nel senso che è un ragazzo eccezionale, vabbè, da un punto di vista umano, ok, ma è un ragazzo che non molla dal 1° di agosto. Penso non abbia saltato un allenamento e non è un modo di dire, penso che sia la verità, un esercizio, non ha mai mollato, anche se sta giocando meno rispetto a prima, però è importante esattamente come tutti quanti avere un giocatore così. Oggi lo cito volentieri, me l'hai citato tu, ma lo rimarco volentieri perché sono questi ragazzi qua che fanno
grandi una squadra, no? Quindi complimenti a lui e complimenti a tutti. Ringraziamo il mister e le auguriamo buona fortuna per la partita tra 7 giorni. Grazie.